Sono i sindaci della provincia di Padova a lanciare l'allarme, ma il problema è simile in tutto il Veneto. La diffusione delle nutrie rischia di provocare gravi danni al territorio. Ne sono convinti anche i veterinari, i consorzi di bonifica, le associazioni agricole ed economiche. Sicurezza idraulica, agricoltura, ambiente e vivibilità dei centri urbani sono a rischio. La nutria genera dei danni gravissimi al territorio, alle arginature dei corsi d'acqua, danni che possono anche comportare vero e proprio dissesto idraulico, alluvioni, quindi danni a tutta la collettività. Abbiamo visto cosa è successo in altre regioni a fronte del crollo degli argini. Crea naturalmente danni a tutta l'attività agricola, danni molto ingenti. E poi la sanità pubblica, la circolazione stradale, incidenti sul lavoro, contrattori rovesciati a causa delle tane delle nutrie. La Regione fa da capofila e approva una convenzione sperimentale. Protagonista l'assessore Corazzari e i funzionari regionali della Direzione Agricoltura e Foreste. Da rivedere l'attuale piano di controllo della nutria. Questa nuova convenzione, che scadrà a fine 2025, dice che i consorzi di bonifica avranno competenza diretta sulla manutenzione degli argini e sulla sorveglianza di bacini idrici. Il tema nutria non è un tema che riguarda solo gli addetti ai lavori o che riguarda chi sta in campagna, ma riguarda tutti, anche chi abita nelle città, perché se non vi è un controllo, se non vi è una gestione oculata di questa specie, si ha una situazione di degrado, di abbandono che porta a dei rischi per tutta la collettività. Operativo è il servizio di polizia provinciale con il personale volontario, operatori che sono poco più di 300 e dall'inizio dell'anno sono state rimosse 1500 nutrie, prevalentemente attraverso la cattura con apposite gabbie. La convenzione prevede uno stanziamento della Regione di 500.000 euro suddivisa tra i consorzi di tutte le province del Veneto. Una cifra uguale sarà stanziata anche nel 2026 e 2027. Le 1500 nutrie rimosse finora sono molte, ma è un numero insufficiente rispetto alla velocità con cui questi animali si riproducono e si diffondono, 14 cuccioli di media per ogni femmina all'anno, in tutto il Veneto eccetto Belluno.